Con un video di lancio d'autore firmato dal fumettista Marino Neri ha preso il via la prima edizione di Nuove Frequenze Leggere Giovani, festival dedicato alla letteratura per giovani adulti promosso dal Comune di Venezia, e tappa finale di un percorso iniziato a ottobre alla Biblioteca Civica Bezze di Mestre. Frequenza è un percorso che ha visto circa 400 giovani coinvolti e nelle scuole e nelle biblioteche per avvicinarli al mondo della letteratura giovanile, fargli conoscere gli autori, fargli conoscere anche nuovi modi di leggere e di comportarsi e di relazionarsi col libro e con i libri. L'emergenza coronavirus ha ridisegnato i contorni della manifestazione, ma non i suoi contenuti. Da appuntamento fisico previsto a maggio, il festival si è infatti tramutato in un evento online sul sito internet del comune e sui canali social della rete Biblioteche di Venezia. Prima un mese di appuntamenti letterari per tutti i gusti, con pillole video dedicate ai libri più amati dai giovani lettori. Poi, dal 20 al 22 maggio, il racconto in prima persona degli autori scelti per questa edizione inaugurale del festival. Sarà uno scambio di domande e di dialogo tra autori del panorama internazionale molto affermati e i nostri giovani delle scuole di Mestre e di Venezia.